Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magaggiari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, che aspettiamo? Magaggiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magaggiari di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magaggiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà, esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. A Cinisi, Corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia. Dove siamo? Siamo nella spiaggia Magaggiari di Cinisi, in Sicilia, in Europa. Europa. Siamo a mare. Oggi ci troviamo alla spiaggia Magaggiari di Cinisi, una spiaggia molto bella, molto affollata, difficile, impossibile trovare pure un parcheggio anche a pagamento. E noi siamo stati raccomandati perché noi siamo quelli di Prima Radio. Siamo mari. Buongiorno signori, buongiorno, scusate, siamo di Prima Radio, cerchiamo gente allegra. Le arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano 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 e le tue corse, le tue no, oh no, mi stai facendo paura. Buongiorno, scusate, possiamo intrometterci nella vostra vita momentanea marina qui a Magaggiari? Siamo di Prima Radio, stiamo raccogliendo dei pareri dell'estate, i nostri ascoltatori. Voi avete ascoltato mai Prima Radio? Dica sì, signor. Sì, tutti i giorni, la nostra radio ufficiale, signor ufficiale. Allora, niente, qualche domanda. Secondo lei l'estate, detto fra noi, stimola di più l'amore o no? No, a me no. Chi lo dice? Siamo sulla stessa barca. Io ricordo. Siamo sulla stessa spiaggia forse. Io ricordo quando giovane una volta, prima di fare l'amore, a mia moglie gli cantavo la canzoncina di Umberto Tozzi. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, signora mia. Ora è un periodo di tempo che lei dopo l'amore me la canta a mia. E sa quale mi canta? Si può dare di più. Possiamo sapere il suo nome, che per chiamarlo spiaggiante non mi piace. Salvatore mi chiamo. Ma lei quello di prima? Salvatore. Quanti anni di matrimonio? 40. La signora l'ha detto come si dice 40 di sopportazione. La sopportazione è mia. Allora, quale canzone preferisce? Una canzone le piace di più a lei? Gliela dedica sua moglie, quindi parliamo d'amore. Facciamoci, non lo so.
Tutte le abbiamo tutte. Le so tutte. Siamo di prima radio. Sì, prima a radio, certo. Ogni tanto vi seguo. Ogni tanto. Le volevo chiedere questo, lei che ci segue, Sì, ma può togliere gli abbaianti cortesemente? Perché no, gli occhiali, gli abbaianti quando ci segue. Signora mia, scusa, lei è la mamma e lei è la figlia? Ah, che bello andare al mare con la mamma. Anch'io avevo una mamma, signora. Ah, mia mamma, quando ci penso, guarda, una donna pulita. Non per parlare male delle mamme di oggi. Mia madre non si accorcare se non si faceva quella casa che era uno specchio. Lei così, vero? No, sono io. Lei così. Alle 3 di notte mia mamma, come tua mamma, si scicava al bagno. Lei dice, mamma, sono le 3 di notte, andiamocene a letto. Ma io alle 3 di notte metto la lavatrice. Dice no, bravo. Dice, anzi, ma Dio venne qualcuno. Ma qualcuno tu esce qualcuno. E poi devo venire alle 3 di notte da una battaglia sotto il lavandino, bella la verità. Ah, signora, mi dica, il piatto che le piace più cucinare in estate, qual è? La pasta al forno. Gli anelletti con la pasta al forno. La classica palermitana. Dice, ma io palermitano sono. Ah, giusto. E quindi devo ora, rispettare le ora tradizioni. le lascio il mio telefono che fa, mi dà bene la fa. C'è a disposizione, guarda, chi il suo problema. Posso sapere gli ingredienti che utilizzo? Gli ingredienti, ci dia la ricetta. Allora, non si mettono le melenzane, io non metto... No. Me la porto da casa. E nemmeno l'uovo sodo, perché io metto la besciamella, la mozzarella e il prosciutto, perché loro la preferiscono così. E le sottilette, quindi si preferisce più il formaggio che non il classico condimento siciliano. E se io mi porto la melanzana da casa che a me mi piace, ce la posso mettere? Nel mio piatto ce la metto. Perché no? Va bene, nel mio Però piatto ce la se la metto. mettere già fritta. Sì, certo, già fitta, pronta per essere mangiata. Ma... Signora, mi dica una canzone che le piace in questo periodo d'estate. Qual è? Che le vogliamo dedicare una bella canzone. Metà a lei e metà a sua figlia, insomma una sana. Sofia. Niente, in ginocchio da te. Ma... No, l'amore non c'è nella Gianni Morande. No. Come no? Non c'è l'amore? No. Lasciamo perdere. C'è caldo. C'è troppo caldo per l'amore. Ma E che si dici? sciupa come si chiama? Si sciupa pure la luce per i condizionatori. Ah, signora, l'amore è il motore della vita. Sì, ma Però ci vuole la benzina, c'è una pulizia di candelette. Io c'ho l'amore mio. Ormai è una signora bella, bionda e tante, e ormai io gli dico, l'amore mio, siamo le due facce della stessa moneta. Io sono la tua testa e tu sei la mia croce. Signora, le voglio dedicare una canzone a lei e sua figlia. O sole Facciamo mio. no. O sole O sole mio, troppo facile. Questo sole che vuole. Bella cosa, una giornata sole, aria serena, una tempesta, che l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Tu sole, più bella me, oh sole mio, stai pronta a te. Vai tu. Oh sole mio, che dici? Oh me ne niente. Fronte a te. Qua ci sta l'urlo. Stai in Ci facesse un applauso, signore! Ci facesse un applauso! Vitte una crozza su, cannoni,
curioso e cielo spiare e trama rispondeo con gran dolore, mori senza corpo di campane. Tutti! Passa e tu dormi. Padre nostro che se ne c'è. Scusi, lei viene in spiaggia per dormire? È bello perché cosa volete? Per guardare i cristiani? No, è per guardare i cristiani. Tutto buono e benedetto. No, benedetto un minimo oggi perché aveva che fare. Siamo amari, siamo tutti amari, 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 siamo amari. Siamo amari. Siamo amari, siamo tutti amari, 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 siamo amari. Siamo amari. Guarda, è uscito dal sarcofago proprio. No. Questo ci spara. Questo sarà egiziano. Dall'Egitto. Quando mi state? No, stiamo arrivando proprio. Allora, spieghiamo a tutti gli utenti che ci seguono come si monta un ombrellone in spiaggia. Dai, usciamo Allora, un tutorial. Allora, prima c'è la foto. No, prima devi uscire. Prima lo usciamo. Hai perso il tappo. Bisogna scavare. Allora, il tappo l'ho perso molto tempo fa. Quindi senza tappo. Quindi è un tutorial. Bisogna fare più senza tappo, senza tappo, con tuppo tappo. Basta che tappo. Portando che tappo. C'è il sottofondo, Senza tuppo un tappi, senza tuppo un tappo, con tappi, dei tuppo e tappi, tuppo e tacchi. Già tacchietto, perfetto, già va bene così. Non bisogna introdurlo tanto, bisogna leggermente. 15 centimetri. Ragazzi, bisogna stare cauti per l'introduzione. Sì, anche perché non c'è molto vento, quindi basta. Non c'è neanche molto materiale. E non c'è neanche e manca il tuppo, cioè il tappo. Poi l'apertura come si fa? No, ci faccia rivedere l'apertura. È semplice, c'è lo scatto. C'è lo scatto alla risposta. Si apre e poi si fa l'ultima introduzione. Sempre diciamo, diventa una cosa pesante. Sempre misurata. Grazie, è stato Un'informazione, lei è la moglie? Sì. Quando vi siete sposati? Sì. Oltre il prete ha detto amatevi, vivete bene finché è morto. Ha detto pure che l'ombrellone lo monta sempre il marito? È stata una coppina alla fine, tutto quanto. È sempre il marito, monta. Sì. La moglie è lì. La moglie si mette attento che allora, annulliamo il tutorial. Tagliamo! Allora, spieghiamo a tutti gli utenti che ci seguono come si monta siamo nel tutorial. Facciamo di nuovo, vediamo come si monta un ombrellone. Devi introdurlo più profondo, insomma, vai. E la profondità! Credici. Tu la metti proprio a toccare.
Vai, insistisci. Insistisci, dai. Più forte. Signore, lo incoraggio, dai, non posso. Glielo dica, infila, glielo dica. Non esce la punta. Allora, dimenticate l'altro filmato, questo è quello originale. Affidatevi a questo. Quindi rivediamo nuovamente. Apertura alare. C'è lo scatto, la risposta. Introduzione, ecco. Introduzione. E ora restiamo qua un paio d'ore per capire all'ombra di rilassarvi un po'. Quanto dura? Stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, insieme a me. È come l'anno scorso, sul mare col mattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, nessuno ci vedrà. E quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate insieme a me. Grazie caro, grazie. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magagiari Cinici, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, che aspettiamo? Magagiari a Cinici, un'estate di mari e d'amori. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magagiare di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magagiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà e esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. A Cinisi, corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia. Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato.